Va, va. Va. Compare Alfio. Compare Alfio. Ah, quasi non vi riconoscevo. Il mio cuore si riempie di contentezza. E come state? Avete bisogno di qualche cosa? Oh signore Ranni, oh signore Ranni, assai pregai per la vostra brava persona. E ora che siete qui, pregherò che tornate a fare il carrettiere. Perché il paese è troppo patito. E la mancanza del bovino di Francofonte. Scusate se dico questo, ma vorrei vedervi felice come quando portavate il carretto. Vi saluto compare Alfio. Buona Pasqua, buona Pasqua. Buona Pasqua, Zubrati. Le radici qui davanti piantaste. E a te che importa? Di che ti impicci? Vorremmo dar seguito al nostro gioco, se voi vi decidete. O entrate o non entrate in chiesa. I pensieri miei non sono affar tuo. E vado a tenere frenata la lingua, giovanotto. Come ti chiami? Turiggio mi chiamo. Turiddu. In chiesa si entra con la coscienza pulita. E voi non ce l'avete la coscienza pulita? Se tuo padre non sa mettere il bavaglio alla tua bocca, lieto sarò di farlo io. Mio padre morì prima che io fui nato. Mia madre e mia nonna mi crescettero. Che nome portava tuo padre? Turiggio, come me, Turiggio Macca. È stato ucciso a tradimento nel duello col carrettiere. Devo andare, mia madre mi chiama. Aspetta. Turiggio! Tu sapesti mai chi uccise tuo padre? No, ma se sapessi chi della sua persona mi privò, mi taglierei la gola come un capretto. Tagliami la gola allora, perché ho ucciso io tuo padre. Io, compare Alfio, uomo tradito e assassino per onore. Se vendetta chiedi, ecco qua. Ammazzami! Turiggio!
Alfio. Siete tornato. Sì, comare Santa. E adesso mi trovate qui in ginocchio, di fronte a voi e a vostro figlio, a chiedervi perdono per avervi privato di un marito e di un padre, ammazzando colui che mi tolse quell'onore che volette recuperare, facendo da me giustizia, che se anche la regione aveva di ferire a morte, lo stesso per detti la libertà per aver ammazzato la fede per il peccato compiuto, la speranza per l'amore finito. E mi dannai da allora l'anima al pensiero che noi abbiamo così tanto patito per il solo aver amato, mentre colei che del nostro amore si prese gioco vive beata dentro la sua casa senza vergogna e senza pudore. Credetemi, comare Santa, la vita stessa ci perderei dentro quel dannato carcere, purché veda l'agnelora patire il nostro stesso dolore. Ma prima, negli occhi di questo giovane ho visto il rancore e la vendetta di un figlio a cui è mancato un amore troppo grande. E se anche voi provate gli stessi sentimenti, io davanti a tutti vi libero da ogni accusa e da ogni colpa. Prendete il coltello, uccidetemi. Alzatevi, compare Alfio. Di colpe tutti ne abbiamo per ciò che accadde. Sbagliare nella nostra natura e pentirsi e chiedere perdono che è cosa assai più rara. Voi vi pentiste e io vi perdono. Noi vi perdoniamo, perché non fu la cattiveria che vi armò la mano, ma la ferita atroce per un amore perduto. E seppure difficile da accettare nel dolore, è sempre quell'amore che guida la nostra vita. Il rancore, l'odio, tutti gli altri sentimenti, altro non sono che frutto di esso. Perché se non si ama, non si vive. E non c'è una misura o un modo per vivere l'amore. Che duri un momento, 100 anni, che porti dolore o sofferenza. Ci lasciamo da esso guidare senza mai poterne decidere il suo inizio e la sua fine. Così che a noi non resti altro che cangiarlo. Una volta in delusione, un'altra in affetto, prima in dolore e dopo in gioia. Ieri in odio, oggi in perdono. Oh, compare Alfio. Uscite dal carcere e 12 anni dopo vi ritrovo con la stessa donna che vi ci mandò. Non riuscite forse a privarvi di quelle mura e volete da quella pazza un altro buon motivo per tornarvi? Ah, che uomo ingenuo che sposai. Tornate da vostra moglie, che è un motivo assai più bello ha da mostrarvi. No, compare Alfio, no! Pagammo già tanto per le sue malefatte. Ricordate, possiamo cangiarlo. Riprendetevi la vostra vita. Non so di che parlate. Non conosco voi né vostro marito. Oggi è la Santa Pasqua e dobbiamo tutti risorgere a vita nuova, senza dimenticare chi siamo e da dove veniamo. Voglio solo sperare che le preghiere che lasciaste dentro quella chiesa non erano rivolte a Dio, perché se così fosse, temerei non
non poco il suo giudizio.